dalle ricette in farmacia a quelle in cucina, sempre con la stessa voglia di mettersi in gioco e di essere utile agli altri. È questa la scelta di Francesco Useli, farmacista veneziano in pensione con l'hobby della cucina. A distanza di quasi 50 anni dal suo primo diploma di maturità classica, conseguito a Udine nel 1971, è tornato sui banchi di scuola per conseguire il diploma di cuoco all'Istituto Professionale Barbarigo di Venezia. Ho avuto la fortuna in questa stagione di prendere il diploma IPSEOA a Venezia, Istituto Professionale di Stato Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera. Esperienza che io consiglierei a tanti. Una scelta maturata a quasi 68 anni che compirà in agosto, ma in realtà questo desiderio lo coltivava nel cuore da tempo. Useli dedicherà questo diploma a chi ha più bisogno. Fa parte della Croce Rossa sia come corpo militare sia in qualità di volontario e per cui, nelle diverse situazioni di bisogno, ha deciso di impegnarsi a far da mangiare con una convinzione: il cibo buono rallegra l'animo delle persone. Ecco che io, che ho ricevuto tanto dalla vita, voglio ora essere capace di poter donare a chi ne ha estremo bisogno. Pensiamo a tutte quelle imbarcazioni che affrontano il viaggio dall'Africa fino all'Italia. Non tutti ce la fanno, molti per fortuna ce la fanno, nonostante gli impedimenti, nonostante l'ospitalità in questi ultimi tempi non sia fra le più eccellenti. Però la prima cosa che chiedono è il mangiare e noi dobbiamo essere pronti per darglielo. 2 anni di scuola frequentata assiduamente, un'esperienza indimenticabile e un esame di maturità brillantemente superato con il voto di 97 centesimi. E soprattutto un grande insegnamento utile a tutti. A qualsiasi età è bello mettersi in gioco e non si smette mai di imparare.